Con Paolo Cescon, ideatore della 78 Rose Run, arrivata alla sua terza edizione, quali sono le novità di quest'anno? Beh, allora la terza edizione vogliamo che quest'anno sia ancora più ricca di contenuti, perché Francesca deve rimanere sempre con noi. Più passa il tempo e più dobbiamo onorare la sua energia e i suoi messaggi che ci ha lasciato. Quindi quest'anno la novità, oltre al classico percorso di 7 km,8 con le 78 rose disseminate nel percorso uno ogni 100 metri, ci sarà il nuovo percorso per chi magari vuole correre e sfidarsi ancora di più, e abbiamo messo la Top 10K, che è un anello aggiuntivo dove il marciatore potrà godersi 10 km all'interno della campagna e delle zone di questi 3 comuni meravigliosi, per poi rientrare nel percorso originario dove troverà una rosa azzurra, e questo sarà il percorso azzurro, a ricollegarsi col percorso originario e rimettersi verso l'arrivo, che è spettacolare, con i filari secolari illuminati fino alla 78esima rosa. Questa è la novità a livello di percorso. A livello di iniziative, 3 sono le nostre missioni. Uno, la beneficenza per la Onlus di Marina Romoli, per l'AIL di Treviso, per la ricerca contro leucemia, linfomi e mielomi, e poi si è aggiunta una nuova iniziativa che abbiamo trovato in collaborazione con Cadiraio. Ci sarà una bottiglia da collezione dedicata alla 78 Rose Run, e tutte le vendite di queste bottiglie andranno in beneficenza a un'associazione per la pediatria di Treviso. Quindi sono i nuovi obiettivi, oltre che ricordare per sempre Francesca Manfè, la nostra carissima amica.